Massimo Calzavara, sindaco di Pianiga, in queste ultime ore, avvolto da mistero, il ritrovamento purtroppo di due coniugi morti nella loro abitazione. Sì, una notizia che ha lasciato tutti senza parole, è una cosa inaspettata anche perché la coppia era conosciuta molto bene e nessuno si sarebbe mai aspettato quello che è accaduto. In particolar modo io conoscevo bene sia l'uno che l'altro, ma Gianni lo definirei una persona mite, sicuramente non sanguigna, come sto ripetendo a tutti, una persona che se qualcuno aveva bisogno su di lui si poteva sempre contare e quindi questo ha sorpreso ancora di più. Perché appunto c'è un'ipotesi di omicidio-suicidio? Ma sembra che una delle ipotesi sia anche questo, adesso mi sembra che tutto è ancora al vaglio degli inquirenti. Certo che se non ci fosse l'ipotesi di omicidio o suicidio sicuramente c'è quella di suicidio e sorprende perché Gianni era una persona che amava la vita. Lasciano un figlio 19enne. Lasciano un figlio 19enne, questa è la cosa che più dispiace perché sono consapevole di tutte le difficoltà che questo ragazzo dovrà affrontare. Noi per quanto potremo, ho già allertato gli uffici, siamo a disposizione per intervenire a dare il supporto necessario, ovvero un supporto a 360 gradi. Sindaco, come ha accolto la notizia la comunità, che è una piccola comunità? Ma c'è stata un ribalzarsi di notizie anche di contenuti contrastanti, certo che quello che è il sentimento che per maggiore è stata l'incredulità e i commenti positivi sulla coppia.